Sospendete assolutamente lo spettacolo, fate una proposta diversa e noi ve la appoggeremo e ve la pubblicizzeremo. Cerchiamo di non dare palco alla violenza di genere. L'appello della fondazione si unisce a quello accorato di moltissimi genitori perché i gestori della discoteca Molo 5 di Marghera rinuncino all'evento che vede protagonista il discusso trapper Nicki Savage. Chi è? Colui che nei suoi testi offende le donne in ogni modo, facendolo sembrare normale davanti a ragazzini giovanissimi. Sono sempre più volgari. Praticamente la donna è vista proprio come un oggetto. Quindi, oltre al fatto di essere cantate a un pubblico giovanissimo, è proprio il rispetto della donna che manca. In un Veneto, dopo quello che è successo da Giulia Cecchettin e prima, di tutto quanto il tema della violenza di genere, accettare che ancora oggi si possa attraverso la musica promuovere spettacoli di questo tipo, noi non ce l'abbiamo assolutamente con i gestori dei locali, ma bisogna che noi genitori cominciamo ad alzare le antenne e noi enti incominciare a dire no. Una battaglia è già stata vinta lo scorso settembre quando i genitori sono riusciti a non far esibire il trapper in un locale di Castelfranco Veneto. Dobbiamo educare i nostri figli all'uguaglianza e al rispetto in tutte le sue forme. È ovvio che se i nostri ragazzi minorenni prendono ad esempio forme di arte di questo genere, non andiamo lontano. Noi donne siamo descritte come delle poco di buono, e già mi esprimo molto bene, delle incapaci, delle donne che sfruttano gli altri e delle donne prive di cervello. Quando parliamo di prevenzione dobbiamo fare prevenzione anche in questo senso. Mi auguro che il gestore arrivi a fare una scelta di buon senso, visto che stiamo parlando di giovani, di donne in primis, e portare un buon esempio. Dal canto suo il gestore replica confidando che la questione venga trattata nelle opportune sedi, senza per questo arrecare danno a chi nel rispetto della legge opera diligentemente per la produzione di intrattenimento giovanile, aggiungendo che il rispetto di genere è una questione molto seria. Non spettando alla discoteca l'esercizio di ufficio morale, conclude, non si può chiedere alla stessa di imporre una direzione né di autoregolarsi. È vero che c'è un principio generale della Costituzione, mi parla dell'articolo 21 che parla della libertà di espressione. Qua si tratta di capire che espressione è lecita, ma è anche vero che c'è un articolo del Codice Penale che vieta lo svolgimento di queste attività quando abbiano dei caratteri di oscenità, come noi riteniamo che sia il caso di specie. A intervenire potrebbe essere il TULPS, il testo unico dei locali da ballo, ritenendo che questa esibizione potrebbe nuocere ai giovanissimi e quindi attuando le opportune misure di intervento.